Fiori senza destino è il titolo del romanzo autobiografico presentato nella restaurata Sala San Giuseppe all'interno dell'ex collegio dei Filippini di Agrigento. Autrice del libro è Francesca Maccani, un'insegnante nata e cresciuta in Trentino che racconta della propria esperienza una volta trasferita in Sicilia per lavoro. Crudo, emozionante e riflessivo sono le caratteristiche di questo libro che parla delle singole storie di 10 ragazzi e che intesta alle classifiche dei libri più venduti in Italia. L'incontro è stato organizzato dalla libreria Il Mercante dei Libri, in collaborazione con il gruppo di lettura Book. Allora, il libro racconta la storia di 10 ragazzi che vivono appunto nel quartiere del CEP e questi ragazzi si raccontano in prima persona, quindi io in realtà ho messo in campo una scrittura, ho fatto una sorta di artificio della regressione Verghiano per poterli raccontare con la loro voce e poi tutto intorno ci sta una cornice dove la protagonista, che è il mio alter ego, Sara, racconta un po' anche la sua esperienza e le interazioni che avvengono in questa scuola, quindi fra lei e i ragazzi e fra lei e alcuni genitori. Questa esperienza in Sicilia la sta cambiando? No, in realtà mi ha già cambiata perché come dicevo prima questa esperienza risale a circa 9 anni fa. È stata un'esperienza molto forte, però è un'esperienza che mi ha molto modificata, mi ha molto cambiata e mi ha sicuramente aiutata a crescere molto, a dispetto del fatto che io fossi già comunque abbastanza grandetta quando sono arrivata qui, avevo sempre vissuto comunque in una situazione molto privilegiata e molto protetta, quindi ho dovuto veramente ripensarmi come persona prima ancora che come insegnante.